cominciamo col dire che la Regione Veneto si è attivata sin da subito quando ci sono state le prime avvisaglie di un inizio di epidemia e quindi attraverso il servizio fitosanitario che qui mi onoro di rappresentare già dal 2020 ha attivato delle misure rafforzate di lotta obbligatoria, mirandole sui territori che avevano manifestato per primi lo sviluppo dell'epidemia. Quindi tutta la provincia di Vicenza, la provincia di Treviso, le aree a denominazione di origine del Soave, dei Lessini, Durello, dell'Arcole, della Piave e dell'Isompra Maggiore. Successivamente le misure sono state ulteriormente rafforzate nel 2022 per poi arrivare a una estensione a tutto il territorio a partire dal 2023, anno in cui è stata costituita l'area delimitata in eradicazione della flavescenza dorata come status da normativa fitosanitaria, uno status questo che consente ai servizi fitosanitari di adottare misure particolarmente drastiche. Le misure operative comunque sia sono sostanzialmente tre, ce ne sono anche delle altre, poi le descriviamo, ma sono sostanzialmente tre e sono estirpazione, come abbiamo appena detto, di tutti i ceppi che portano sintomi riconducibili appunto alla flavescenza dorata. È consentita la capitozzatura durante la stagione vegetativa solo in via temporanea, nel senso cioè che i ceppi capitozzati e quelli che non sono stati capitozzati devono essere estirpati entro il 31 marzo dell'anno successivo. L'estirpazione di tutti i ceppi del genere Vitis che sono presenti nei vigneti abbandonati negli ex coltivi, non solo, anche nelle aree extraagricole, quindi bordi stradali, scarpate ferroviarie, autostradali e quant'altro, bordi fluviali, devono essere eliminati. Inoltre, l'altra misura è quella che prevede di bloccare il vettore della malattia, cioè dei trattamenti insetticidi mirati sullo Scaphoideus titanus, che è appunto la cicalina che trasmette da pianta a pianta la malattia della flavescenza dorata. Poi ci sono delle misure specifiche invece per il settore del vivaismo che ovviamente in quanto produttore di materiale di propagazione ha delle attenzioni particolari nel decreto. Sono previsti 3 interventi insetticidi in questi casi, ma soprattutto deve rispondere anche a una specifica normativa ancora più restrittiva a sé vocata. Allora, per quanto riguarda i trattamenti insetticidi, bisogna dire che sono obbligatori ovviamente, ma devono essere eseguiti in determinate epoche definite dal servizio fitosanitario. Per quanto riguarda il settore biologico, sono definiti 3 interventi stagionali. Il primo è da farsi nel momento in cui compare la seconda età giovanile prevalente. Normalmente questo succede nella seconda settimana di giugno. I successivi, secondo e terzo, devono essere distanziati a 7-12 giorni l'uno dall'altro. Per quanto riguarda l'ambito convenzionale, invece, sono previsti solo 2 interventi insetticidi. Il primo deve essere collocato sulla terza età giovanile prevalente, che normalmente avviene una settimana dopo la seconda, quindi diciamo a cavallo della metà del mese di giugno normalmente, e il successivo deve essere eseguito ad almeno 10 giorni di distanza dal primo. Le sostanze che vengono indicate, sostanze attive insetticide che vengono indicate contro lo Scaphoideus titanus, sono quelle che sono elencate all'interno delle linee tecniche di difesa integrata della Regione Veneto, che sono aggiornate di anno in anno, e per quanto riguarda il primo trattamento, sia in biologico che in convenzionale, si possono utilizzare indifferentemente una di quelle sostanze contenute all'interno delle specifiche tecniche. Per il secondo intervento in convenzionale, per il secondo e terzo in biologico invece, solo ed esclusivamente piretroidi nel primo caso e piretrine nel secondo. Cosa importante da sottolineare circa l'esecuzione dei trattamenti, oltre alle specifiche che abbiamo detto prima relativamente alle sostanze attive da utilizzare in campo biologico e in quelle in convenzionale, è che l'obiettivo è quello di abbattere gli insetti su tutti gli appezzamenti, quindi non solo quelli diciamo già in produzione, ma quelli anche in allevamento, in particolare quelli di primo anno, di primo impianto.
È una cosa fondamentale perché proprio sulle piante più basse, come sappiamo perfettamente anche sui polloni che si ritrovano nelle piante adulte, si ritrova una concentrazione di forme giovanili. Quindi proprio le piante più piccole sono anche quelle più esposte. Le operazioni più importanti da effettuare prima degli interventi obbligatori sono sul vigneto. Importantissimo è lo sfalcio dell'erba, quindi dell'interfila, per evitare che ci siano fiori. Importantissimo poi palizzare le chiome o cimare le chiome, quindi per ridurre la superficie vegetata e fare in modo che il nostro trattamento arrivi a bersaglio senza impedimenti.